Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo all'autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio del Messico, purtroppo 14esimo in griglia, pensavo meglio sinceramente, tempo nuvoloso ma non è prevista pioggia, andiamo con, loro mi hanno fatto la sosta, prima le morbide e poi le super morbide, io invece vado subito con la strategia aggressiva con le super morbide. Ragazzi andiamo, speriamo di fare una buona... Andiamo ragazzi, Gran Premio del Messico. E si parte, la prima curva sarà pericolosissima ragazzi, me lo sento. Dobbiamo stare molto attenti. Mamma mia che partenza. Bella partenza del Cume però occhio. Attenzione. Non che credo. Ho capito ma... Buono. Perfetto. Subito safety car e non è colpa nostra stavolta. Ok ragazzi siamo pronti a ricominciare. Sarà molto importante superare qualcuno subito. Oh, le prime gare mai la safety car, adesso sempre, è pazzesco. Vai raga. E andiamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Inizia la gara. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 17 Sparo, cominciamo subito così. secondi. Subito dall'asso ci vuole massacrare. Ma il Cume tiene bene. Mamma mia che casino ragazzi, si stanno distruggendo gli altri. Che gara, le gare del Cume sono pazze, però non c'è niente da fare. Anche se non fa niente il Cume lo fanno gli altri. Very compliment Cume, very compliment. Buono, buono, buono. Adesso vediamo. Purtroppo non me l'aspettavo dopo le grandi prove libere, perché ero arrivato settimo nella simulazione qualifica, poi però nella qualifica ho fatto cagare. Il sabato ogni tanto la mia monoposto non va. C'è Rosberg in fuga, Naicolino. Andiamo nel punto più bello, uno dei punti più belli dell'intero mondiale, Fioi. Entriamo dentro lo stadio praticamente. È una cosa epica. Potevo prendere decisamente meglio. Abbiamo Massa dietro, Pippo Massa, Fioi. C'è Pippo. Io sono fermo, ragazzi. Vai, comandino. Guarda come se le danno. È incredibile, cioè si stanno ammazzando da solo. Oh là, qualcosa è successo secondo me. Ecco, proprio per guardare dietro ho fatto un errore epicus. Come stavo, pensa alla gara, non pensare a quello che c'è. Pensa a me, devi pensare a te stesso. Dopo c'è Interlagos e Abu Dhabi, ragazzi. Interlagos è una gara super favorevole. Beh, Rosby fa in fuga, signori. Naicolino in fuga. Il mitico Naiko. Tanti tifosi però di Venezia. Ok, ragazzi, tanti sono andati ai box. Siamo primi. Siamo proprio in testa, siamo. Sono andati ai box al prossimo giro io. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Devo fare un giro bello cazzuto. E già non la prendiamo bene. Le gomme già straconsumate. Si consumano molto qui in Messico, sono 30 gradi ragazzi. Sono già al 50%. Speriamo in tanta bagarre. Bisogna pregare nel bagarotto. Distacco dall'auto dietro. 1,0 secondi. Merda. Qua sono andato malissimo purtroppo. Speriamo nella bagarre, ma la vedo molto molto dura.
Anche qua potevo andare molto meglio, non ho più le gomme, fioi. Faccio una fatica disarmante. Catroia. Devo spingere come un porco adesso. Box, box, box. Facciamo i box e prendiamo anche il paletto, me lo gaudo. E adesso vediamo. Dai, veloci. Dai, cazzo. Pronti, vai. Mamma, cioè perdiamo la posizione da Perez. Non ci voglio credere. Molto male purtroppo. Ne abbiamo perse veramente tante di posizioni. Poteva andare molto molto meglio. Vabbè, scusate ragazzi, adesso mi nervosisco chiaramente. Vara, 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 sono pazzi, sono veramente pazzi, meno male. Qua recupero molto senza fare troppa fatica. E si prende l'interno veneziano molto bene. Ok, perfetto. E vaffanculo, dai che ci siamo. Che bagarotto dietro, c'è proprio il bagarotto. C'è il tipico bagarotto comendiano. Mamma mia, che gare pazze però. Quelle che vogliamo noi, fioi. Noi non siamo per le gare impettite perfette, noi siamo per le pazzie, come gli anni 80. Quella era la Formula 1. Dove tutto era lecito o quasi. Vediamo se qualcuno va ai box, speriamo. No, nessuno. Porca troia, oh. Non riusciamo a fare qualcosa di positivo. Che ho perso veramente tante cose, anche da Grosjean, cioè, va bene. Vediamo ancora dai box, spero. Guarda, in quella curva si ammazzano, fioi, eh. La cosa è abbastanza ufficiale. Devo fare più punti possibili in queste gare per conquistarmi una bella scuderia il prossimo anno, fioi. Quella no, non vincerò mai il mondiale. Gigi fuori. Attenzione, Hamilton parcheggia la macchina. Ciao Gigi. Siamo settimi. Hamilton è fuori. Però vedi, a me queste cose distraggono perché mi gaso e mi distraggono. Gigione è fuori, signori. Bella posizione guadagnata qua. Il problema è che nessuno va ai box. Raga, non ce la faccio più. Di tutto è successo, incidenti. Safety car al primo giro. Hamilton ritirato, Vettel squalificato. Ma che solo la pioggia, nei nuvoloni ci sono, però non è prevista pioggia, eh. Palmer, l'unico che è andato ai box. Vara. No, le gomme sono finite, adesso guardiamo un attimo, ma... Vardio. Grande Kuma. Gomme, no, Fioi, mancano... Ciao, Fioi, è andata. In culo ce l'abbiamo. Aspetta, manca solo la pioggia. Di tutto, questo, poi ecco qua, questa è la curva 1000 incidenti della CPU qua, ma è una roba devastante. Perché il DRS, scusate?
Dai, come resisti. Devi resistere, venezianone. Mamma mia. Non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Alcune informazioni su Nasr. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Strano, si è di tutto in sta gara. Mamma mia, Chiate è molto vicino, 2 giri ma le gomme sono finite. Porca troia. Mi sto cagando addosso. Quella qua è la curva della discordia, fioi. Occhio, come. Non ho più le gomme, fioi. Non ci sono più le gomme, purtroppo. Una chiusura in Messico, però, mamma mia. No, no, non la tengo più. Non la tengo più, fioi. Sarà dura tenere il sesto posto, molto dura. Vai, passa. Non voglio rischiare. Non posso rischiare più che altro. Va bene che è il settimo posto, ragazzi. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra Non è... so neanche... Mamma mia, fioi. 81% è finito. Cioè, se ne stanno andando le gomme. Distacco dall'auto davanti 1,7 secondi. Tanto madonna, ci sono tutti... Che cazzo? Che bello, fioi. Che bello, raga. Settimo posto, preso con le unghie e con i denti. Bravo Kume, bravo, bravo, bravo. Splendido lavoro. Di più non potevo fare, fioi. Vado invece è andata alla grande. Le gomme sono devastate proprio. Difficoltà leggenda è tosta, Qui fioi. dove tutti vogliono arrivare ed ecco i primi tre. Nicolino, Ricciardo, ancora Alfonso. Complimenti ad Diamo Alfonso. un'occhiata alla classifica piloti. Nico Rosberg conquista la Siamo vettura sempre della settimi a classifica. 144, Dopo il 165. Cos'è? straordinario. Luca, Oltre le aspettative, secondo grazie. te chi è il pilota del giorno? Oggi sceglierò qualcuno che ha fatto un salto di qualità. Felipe Nasr. Il quinti costruttori, bene, bene, bene. Very compliment, come very compliment. Raga, sotto il commentone veneziano. Buona gara, ci vediamo a Interlagos, gara dove sono favorito per qualcosa di buono. Ciao!